Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, dopo che ebbero crocifisso Gesù, il popolo stava a vedere. I capi invece deridevano Gesù dicendo: ha salvato altri, salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l'eletto. Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano: se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso. Sopra di lui c'era anche una scritta: costui è il re dei Giudei. Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi. L'altro invece lo rimproverava dicendo: non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male. E disse: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gli rispose: in verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. La parola del Vangelo cancella i nostri peccati. Siano lodati Gesù e Maria. Siamo ormai giunti al penultimo giorno della novena della Madonna della Salute e continuiamo la nostra meditazione mariana, iniziando da questa affermazione che la Madonna è il capolavoro della creazione, è come il fiore della creazione, la creatura più bella e perfetta che sia uscita dalle mani di Dio. Salutata dall'Arcangelo Gabriele, piena di grazia, la Vergine Maria si pone davanti ai nostri occhi come la pienezza delle perfezioni che sono racchiuse nelle varie creature. Il pensiero che questa creatura tutta luce, tutta splendore è la nostra madre deve colmarci di gioia e di ammirazione. Dio ha voluto rendere Maria incomparabilmente buona e bella affinché i nostri occhi e i nostri cuori non potessero mai staccarsi da lei. La Vergine Immacolata, con la sua bellezza sublime, immacolatizza le anime, le innalza a Dio. Ella è come la calamita dei cuori, come è stata definita anche da alcuni santi, è come un'ancora di salvezza per tanti poveri peccatori. Quanti cuori ha attirato a Gesù Cristo la contemplazione di questa creatura tutta luce e tutta grazia. Quanti poveri schiavi del vizio hanno rinunciato al peccato per mettersi sotto il suo manto materno. E la Madonna non è una avara custode di tutte queste perfezioni, ma le diffonde con generosità su tutti i suoi figli, su ciascuno di noi. E prima di tutto la Madonna ha trasmesso a Gesù tutto ciò che a sua volta ha ricevuto dal Padre Celeste. San Bernardo da Chiaravalle scriveva che Dio ha comunicato per prima cosa a sua madre le qualità e le inclinazioni che voleva ereditare da lei, facendosi uomo. Ha voluto che fosse vergine per nascere immacolato da colei che era senza macchia. Ha voluto che fosse umile per nascere da lei umile e mite di cuore. Ma la Madonna è pure il nostro tesoro, in lei troveremo ogni nostra ricchezza. E Dio ha messo nella Madre nostra tutte le virtù di cui voleva vederci rivestiti. Se faremo della Vergine Immacolata il nostro tesoro, anche noi saremo arricchiti di ogni grazia e raggiungeremo la più perfetta somiglianza con lei. La Madonna ha ricevuto moltissimo, ma si sa, non si riceve se non per dare.
E questa è la legge dell'amore che spinge a donare a tutti i benefici ricevuti dalla bontà divina. E quanto più numerosi sono i benefici ricevuti da Dio, tanto più grande deve essere la nostra generosità nell'andare incontro al prossimo. E se questo vale per noi, che purtroppo tante volte ci facciamo vincere dall'egoismo, a maggior ragione vale per la Madonna, costituita da Dio mediatrice di tutte le grazie. E queste grazie la Madonna non è che le tiene per sé gelosamente, ma le vuole diffondere ai suoi figli, donare a tutti noi. Ecco allora che dobbiamo veramente pregare bene, pregare molto, per ricevere quelle grazie che lei vuole donarci. Apparendo a Santa Caterina Labouré, quella famosa visione con i raggi che si sprigionavano dalle sue mani, Santa Caterina notava come alcuni raggi non erano luminosi, ma erano come opachi, come spenti. Che significavano avevano quei raggi opachi? Erano tutte quelle grazie che la Madonna avrebbe voluto donare all'umanità, ma non poteva farlo. E non poteva farlo perché l'uomo non chiedeva queste grazie, non pregava a sufficienza. Del resto Gesù l'ha detto chiaramente nel Vangelo: chiedete e otterrete. Quindi per ottenere dobbiamo chiedere, dobbiamo pregare. Ecco dunque che la Madonna vuole donarci tante grazie, ma noi le dobbiamo domandare. E così ecco che diventeremo anche noi seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture,
è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio,